Bentrovati alla rassegna stampa di Venezia per quanto riguarda la nostra rassegna stampa di TG Plus. Si parte sempre dalla provincia veneziana con la nuova di Venezia Mestre che titola Fincantieri parte civile contro gli ex dipendenti. Il colosso della cantieristica si è costituito davanti al GUP che dovrà decidere i rinvii a giudizio. Il tributarista di Corrado gli imprenditori in subappalto verso il patteggiamento. Vedete che anche su questo giornale, come in tutti gli altri giornali di oggi, grandi titoli, grandi foto dedicate al Giro d'Italia. Da Inese in volata il re di Caorle, il Giro in rosa irrompe sulla costa, poi si parte, si va verso il Trevigiano, ma intanto sul veneziano le cose stanno così. Notizie di Venezia, l'ordinanza antipacottiglia funziona, aperti i 22 nuovi negozi e poi a Chioggia porto traffico commerciale a picco e boom di croceristi. Vedete che poi c'è questa notizia che troviamo, questa di Meolo del kayak rovesciato, la troviamo un po' in tutti i giornali di oggi, anche su Gazzettino. Come vedete qui a Venezia, l'ultima rapida del campione, Zaia e Brugnaro, possibile proroga di altri 6 mesi. Questa diciamo apre così il Gazzettino, i pareri del Viminale aprono la strada al rinvio del voto a primavera 2006 e il PNRR, ultimatum dell'Europa, Bruxelles fissa i paletti, le modifiche entro giugno, chiesto al governo di completare rapidamente i progetti. Si parla ancora di Giro, anche sul Gazzettino, Caorle volata a mozzafiato, vince Dainese e altre notizie che arrivano dalle altre province che abbiamo visto comunque già nelle altre nostre edizioni. A Manchescuola deve restituire 93.000 euro. Corriere del Veneto, limiti anti-smog no della regione, l'Europa vuole inasprire i vincoli, Ciambetti è andato a Bruxelles, i razionali per la pianura padana, lo dice chiaro e tondo il presidente del Consiglio regionale del Veneto. E Anica, l'autopsia cambia tutto, è stata uccisa, la notizia della ragazza trovata morta sul Piave che era scomparsa domenica. Il Corriere del Veneto nella sua prima pagina dedica spazio con una fotonotizia allo sfidante di Giordani alle ultime elezioni che si prende il Calcio Padova, nuovo presidente. E ancora vedete che si parla di notizie che abbiamo già visto, quella del kayak che si ribalta e Dainese che arriva e il Giro vince un Veneto, è sempre una bella cosa. Andiamo a dare un'occhiata alla prima pagina anche di Notizie Plus, che è il nostro antipacottiglia. Vedete che anche noi trattiamo questa notizia importante, i risultati dopo un anno di delibera, è una notizia che abbiamo solo noi praticamente, e questa la vogliamo anche aprire. È questo Alberto Niero di Peseggia, per capirci vicino a Mogliano, che è diventato vice campione europeo di beatbox, che è quella musica che Niero è questo qui con gli occhiali, che si fa, questa musica che si fa con la bocca, e andrà a fare i mondiali, questo ragazzotto che si è dato molto da fare negli ultimi anni. Poi vediamo un po', se andiamo anche a vedere, c'era un'altra notizia, turismo, Jesolo si prepara a una grande estate ed era ora, aggiungiamo noi. E per quanto riguarda le prime pagine anche della nostra Notizie Plus è tutto, l'appuntamento è per domani.